Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Il problema dell'acqua che manca nei rubinetti delle case a Cosenza da ricercarsi nelle manovre errate a cui vengono sottoposti gli acquedotti. Il professor Veltri, docente di idraulica all'Università della Calabria, ne è certo. L'abbattimento dell'ex hotel Jolly di Cosenza riaccende la polemica tra Oliveri e Occhiuto. Il presidente, la demolizione è un altro impegno mantenuto. Occhiuto su Facebook, è vero o è una fake news? Il sindaco sospeso di Riace mette fine alle voci di una sua possibile candidatura. Ai giornalisti dice: non ci penso proprio. Nicola Morra, del Movimento 5 Stelle, nuovo presidente della Commissione parlamentare antimafia, Iole Santelli la vicepresidenza. Le scommesse online controllate dalle mafie, 68 le persone arrestate, 18 in Calabria, sequestrati beni per 723 milioni di euro. Un autobus della municipalizzata di Catanzaro ha preso fuoco questa mattina in città. Al momento dell'incendio non c'erano passeggeri a bordo. Il Cosenza e Braglia, uniti nello stesso destino. La società silana conferma fiducia piena al tecnico. Non è mai stato in discussione. Buonasera dalla redazione del TG10. In apertura parliamo della carenza idrica a Cosenza e nei comuni limitrofi. Diverse segnalazioni che arrivano ai nostri centralini. Dopo aver ascoltato gli ingegneri della Sorical oggi nel nostro telegiornale è stato ospite il già preside di facoltà di ingegneria civile l'Unical della Calabria, Paolo Veltri, che ha argomentato la situazione. Sentiamo. Acqua bene comune, si diceva un tempo, oggi bene preziosissimo, visto l'andazzo ormai è diventato un lusso. Interi quartieri di Cosenza e comuni dell'Interland soffrono una grande sete e la situazione non migliorerà, dicono gli esperti. Abbiamo intervistato il preside del Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Unical e sentite cosa ci ha dichiarato. Intanto non è vero che a Cosenza manca l'acqua. A Cosenza c'è una dotazione di oltre 500 litri per abitante al giorno, a fronte dei 320-330 litri per abitante al giorno che dovrebbero essere assegnati in base a normative nazionali. Quindi la quantità d'acqua c'è, quella che manca è la corretta gestione di questa risorsa ed è anche il fatto che lungo la rete una parte consistente di questa risorsa viene persa. È un fatto di pressione. Perché l'acqua, per poter essere erogata in tutti i piani, di tutti gli appartamenti, di tutti i quartieri della città, deve poter pervenire con un'adeguata pressione per uscire dai rubinetti. Per far questo significa creare un sistema che si è incominciato a creare ma che poi bruscamente si è interrotto fra i vari serbatoi della città, perché a Cosenza arriva acqua da tanti acquedotti, dall'acquedotto del Merone, del Bufalo, del Timpafusa, dello Zumpo, dell'Abate Marco. Alcuni di questi acquedotti sono regionali, altri sono comunali. Questa risorsa va gestita ripartendo fra i diversi serbatoi l'acqua per fare in modo che in tutto l'arco della giornata la rete rimanga sotto pressione. Fin quando le manovre sono state fatte con una certa intelligenza, e questo è successo negli ultimi mesi, tant'è che fino a metà ottobre le cose sono andate molto bene. Quando invece diciamo, il dialogo fra i serbatoi, io lo chiamo così, il dialogo fra i serbatoi si è interrotto, le cose sono peggiorate, tant'è che ci sono quartieri bassi come via Popilia, che peraltro è un quartiere molto, molto grande, è un quartiere nel quale penso ci sia la parte più numerosa della popolazione di Cosenza. Lì l'acqua non manca mai perché è un quartiere basso e prende sempre l'acqua. Ci sono i quartieri alti invece che l'acqua non la prendono. Quindi va ripristinata assolutamente una gestione integrata della rete e vanno creati i distretti. Distretti cosa significa? Assegnare ad ogni serbatoio una porzione della rete in base alla distribuzione piezometrica che la rete ha. Il concetto non è difficile, se c'è l'acqua e non c'è la pressione, la berranno soltanto quelli dei piani bassi delle case, questo è il concetto semplice. Quindi il problema è di manovre, che sia pressione o quantità, i cittadini sono stufi e chiedono a gran voce soluzioni definitive.
Possibile che chi è deputato a governare non si preoccupi di situazioni che mettono a rischio la salute pubblica? I nostri centralini squillano incessantemente e le richieste di interventi urgenti sono sempre più insistenti. Servono risposte immediate e risolutive e non rimpalli di responsabilità, perché la gente è stanca di pagare il prezzo più alto. Apriamo la pagina politica partendo da una non candidatura. Il sindaco sospeso di Riace, Mimmo Lucano, ai giornalisti chiarisce: non mi candido, appunto, il mio appello alla sinistra è affinché riscopra i veri valori. Vediamo. Mimmo Lucano, il sindaco sospeso ed esiliato da Riace, è diventato un simbolo della Calabria che accoglie. È stato lui l'ospite d'onore, la star che tutti aspettavano al congresso della CGIL che si chiuderà oggi all'Università di Arcavacata. Una popolarità che in tempi di pre-campagna elettorale per le europee innesca ipotesi che diventano suggerimenti e voci di possibili candidature. Ma lui ai cronisti risponde così. No, ma io questa cosa non ci penso proprio. Nessuno mi ha detto mai a me di una candidatura, non lo dico per una strategia o per una... Io quello che ho detto è che mi piacerebbe che la sinistra fosse tutta insieme, perché è l'unica strategia possibile per ostacolare quello che sta avvenendo oggi nella politica italiana, ma non solo italiana. Il suo ragionamento politico, ribadisce, è, o almeno dovrebbe essere, indicazione per la sinistra. La sinistra deve ripartire necessariamente dalle persone più deboli, da quello che avviene nella piana di Gioia Tauro, dalle persone che si sacrificano per tutelare i diritti dei più deboli, come quel ragazzo, quello è uno di sinistra, Soumaia Sacco. E tutte le persone, diciamo, che vivono nelle condizioni di un disagio sociale. La sinistra, in una parola, è uguaglianza. Lucano, la polo colorata, quasi mai la giacca, è lui stesso a dirlo, è uno che non riuscirebbe a immaginare una vita diversa. Provate ad immaginare una persona come me, con quale fatica io accetterei di farmi accompagnare da queste macchine di lusso, oppure che devo essere accompagnato da persone. Io non posso accettare questo. Non ce la farei mai, mi provoca un disagio terribile, perché semplicemente io dico l'ideale che ho è legato a quel sogno proletario, all'utopia sociale di uscire a creare quella uguaglianza. Da una non candidatura appunto a una candidatura certa è quella di Mario Occhiuto. È arrivata la notizia in serata: il coordinamento regionale calabrese di Forza Italia, al termine di una riunione svoltasi a Roma, all'unanimità dei presenti ha deciso di offrire alla valutazione del presidente Silvio Berlusconi degli alleati di centrodestra quale candidato della coalizione alla presidenza della Regione Calabria il nominativo del sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, anch'egli presente ai lavori del coordinamento. Lo ha reso noto lo stesso coordinamento in vista delle elezioni regionali che sono previste, lo ricordiamo, per il novembre del prossimo anno. Alla riunione hanno partecipato i deputati Iole Santelli, coordinatrice regionale, Roberto Occhiuto, vice capogruppo vicario della Camera, Francesco Cannizzaro, Maria Tripodi, i senatori Mangialavori, Siclari, i consiglieri regionali Domenico Tallini, Claudio Parente, Gallo, Pedà e Pasqua. Siclari, pur convergendo anch'egli sul nominativo proposto, ha sostenuto l'opportunità di assumere determinazioni dopo lo svolgimento delle prossime elezioni europee. Al termine di una discussione definita ampia e aperta, il coordinamento ha ritenuto di dover procedere con immediatezza alla formalizzazione della proposta. L'indicazione di Occhiuto, peraltro molto attesa da più parti della Calabria, è scritto nella nota, soprattutto dalla società civile, alla luce delle capacità dimostrate e per i meriti acquisiti sul campo dal brillante sindaco dello Stato di Abruzzi, gode del sostegno dei rappresentanti di Forza Italia di tutto il territorio calabrese e interpreta al meglio le reali istanze di cambiamento in alternativa al fallimentare governo di centrosinistra a guida Oliverio, si legge in questa nota, e anche Occhiuto ha espresso soddisfazione e gratitudine per questa candidatura che naturalmente sarà sottoposta all'attenzione di Silvio Berlusconi. Intanto il senatore pentastellato Nicola Morra è il nuovo presidente della commissione antimafia, Iole Santelli è vicepresidente, Vanda Ferro segretario. Dobbiamo sconfiggere la mafia, scrive nel primo post il neo presidente citando Paolo Borsellino.
Nicola Morra è il nuovo presidente della commissione parlamentare antimafia, eletto con 30 voti. 13 sono andati al senatore Pietro Grasso di Leu. Morra, 55 anni, professore di storia e filosofia, ha lavorato in molti licei calabresi, l'ultimo incarico al Telesio di Cosenza dal 2011, è senatore del Movimento 5 Stelle. Il neopresidente della commissione antimafia succede a Rosy Bindi del PD, che ha ricoperto questo incarico nella 17ª legislatura. Dobbiamo sconfiggere la mafia, dovrà essere combattuta ogni illegalità, ogni silenzio, in quanto questo è terreno fertile per quella pianta schifosa che vogliamo estirpare con tutte le nostre forze. Lo scrive su Facebook il neopresidente, citando anche Paolo Borsellino: profumo di libertà contro puzzo di morale. Priorità per Morra saranno promuovere una cultura antimafia, recuperare la memoria attraverso l'indagine sulla trattativa Stato-mafie, cercando di capire come la massoneria venga ad essere spesso una fonte in cui le criminalità di stampo mafioso si insediano. I fronti da combattere sono tanti, conclude il neopresidente. Il mio appello è alle forze sane del Paese a combattere insieme. Non si può tollerare che ci siano arretramenti. Vicepresidente della Commissione antimafia sono stati eletti Cristian Solinas e Iole Santelli, segretario Vandaferro. E adesso apriamo la pagina della cronaca, cominciando con il sindaco di Fuscaldo, Gianfranco Ramundo, arrestato il 5 novembre scorso con l'accusa di corruzione e tentata concussione. Ha iniziato lo sciopero della fame, dice: ho subito una grave ingiustizia. Resta in carcere il sindaco di Fuscaldo Gianfranco Ramundo, arrestato il 5 novembre scorso insieme ad altre 13 persone nell'ambito dell'operazione Merlino, inchiesta coordinata dalla Procura di Paola e che riguarda reati contro la pubblica amministrazione. Il GIP ha rigettato la richiesta di scarcerazione avanzata dai legali di Ramundo al termine dell'interrogatorio di garanzia, ma il sindaco, sospeso dopo l'inchiesta, continua a respingere con forza le accuse e prosegue lo sciopero della fame iniziato 6 giorni fa. Ha voluto ribadire la sua innocenza con una dichiarazione diffusa per mezzo dei suoi familiari. Gli appalti finiti nel mirino degli inquirenti, lo ricordiamo, sono in particolar modo quello per la gestione del depuratore comunale di Fuscaldo, l'aggiudicazione per i lavori di ripristino del lungomare e la gestione della raccolta e del trasporto dei rifiuti. Ebbene, Ramundo sottolinea di non essere accusato né di corruzione né di peculato, bensì di falso ideologico per le ordinanze firmate per consentire la gestione del depuratore. Come aveva spiegato anche al GIP durante l'interrogatorio, i tempi della burocrazia avrebbero determinato il non funzionamento dell'impianto. Per questo, ribadisce, in attesa dell'espletamento di un bando europeo che per vicissitudini burocratiche non poteva essere redatto nei tempi sperati, ha firmato quelle ordinanze. Ramundo ribadisce di non aver intascato un euro, anzi di aver spesso pagato di tasca propria per far risparmiare il comune. Sostiene di aver subito una grave ingiustizia. Per questo da venerdì scorso è iniziato lo sciopero della fame, l'unico modo, dice, per far sentire la sua voce. Intanto il GIP ha confermato la misura cautelare anche per gli altri indagati nell'inchiesta, tra loro il vice sindaco Paolo Cavaliere, l'assessore Ercole Fuscaldo e il funzionario Michele Fernandez. Le 14 persone coinvolte nell'operazione Merlino sono accusate, lo ricordiamo, di aver portato avanti un collaudato sistema di corruzione e collusione nella gestione di appalti e procedimenti pubblici. Ancora le scommesse online nel mirino sarebbero controllate dalla mafia. Sono 18 le persone fermate in Calabria nell'ambito dell'operazione Galassia condotta dalla DNA e antiterrorismo. Ammontano a 723 milioni di euro i beni sequestrati dalla nostra regione. Sono 68 gli arresti in tutta Italia. Anna Franchino. Io cerco i nuovi adepti nelle migliori università mondiali e tu vai ancora alla ricerca di 4 scemi in mezzo alla strada che vanno a fare così bam bam. Io cerco quelli che fanno così invece ping ping. Il cash. Ma è normale, il cash è movimento estero. È tutta questione di indice, capito? È tutta una questione di indice, spiega così nelle conversazioni captate dai finanzieri il mercato delle scommesse del gioco online, uno degli intercettati, indagato nell'operazione denominata Galassia e che ha portato all'arresto di 68 persone e al sequestro di beni in Italia e all'estero per oltre 1 miliardo di euro. Le mafie si sono spartite in varie regioni, fra cui Sicilia, Puglia e Calabria, il mercato della raccolta illecita delle scommesse online, controllandole con
con modalità mafiose attraverso diverse piattaforme gestite dalle stesse organizzazioni. Un nuovo business per far transitare da un paese all'altro senza lasciare traccia transazioni online, un cambio di mentalità delle organizzazioni criminali che hanno puntato alle scommesse clandestine. Questo è ciò che emerge da 3 diverse indagini delle procure di Bari, Reggio Calabria e Catania, coordinate dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Il volume delle giocate riguardanti eventi sportivi e non, scoperto dagli investigatori di Guardia di Finanza, Polizia e Carabinieri, è superiore ai 4,5 miliardi di euro. I destinatari dei provvedimenti cautelari sono tutti importanti esponenti della criminalità organizzata pugliese, reggina e catanese, oltre a diversi imprenditori e prestanome. Diverse le perquisizioni eseguite in varie città interessate dal fenomeno. I reati contestati a vario titolo vanno dall'associazione mafiosa al trasferimento fraudolento di valori, dal riciclaggio all'autoriciclaggio, dall'illecita raccolta di scommesse online alla fraudolenta sottrazione ai prelievi fiscali dei relativi guadagni. Il denaro accumulato illegalmente, il cui percorso è stato monitorato dalla Guardia di Finanza, veniva poi reinvestito in patrimoni immobiliari e posizioni finanziarie all'estero, intestate a persone, fondazioni e società, tutte ovviamente schermate grazie alla complicità di diversi prestanome. E proprio per rintracciare il patrimonio accumulato ed effettuare i sequestri è stata fondamentale la collaborazione di Eurojust e delle autorità giudiziarie di Austria, Svizzera, Regno Unito, Isola di Man, Paesi Bassi, Curaçao, Serbia, Albania, Spagna e Malta. Un controllo dell''ndrangheta alle nostre latitudini già emerso 3 anni fa da un'inchiesta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio, guidata allora dall'attuale procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Rao, che ha portato all'arresto di 41 persone e al sequestro di beni per 2 miliardi. L'inchiesta era denominata Gambling. Un autobus in fiamme questa mattina a Catanzaro al momento del rogo. Per fortuna sul mezzo c'era soltanto l'autista, che naturalmente è riuscito a salvarsi, non si registrano quindi feriti. Le fiamme, vedete, hanno completamente distrutto questo autobus delle linee urbane. È accaduto questa mattina a Catanzaro. Al momento dell'incendio a bordo del mezzo c'era solo il conducente che, accortosi di quanto stava accadendo, ha accostato l'autobus e ha dato l'allarme. Così sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra e 2 autobotti che sono riusciti a spegnere le fiamme. Il traffico veicolare è rimasto bloccato nella zona per tutta la durata dell'intervento. Non si registrano feriti o intossicati. L'incendio è scoppiato mentre l'autobus stava transitando in un quartiere periferico e lontano dalle abitazioni della città. Le cause dell'incendio sono ancora in corso di accertamento. Adesso le nostre brevi 100 secondi di cronaca, vediamo. Incidente mortale questa notte nel Catanzarese. 2 giovani di 24 e 31 anni hanno perso la vita mentre viaggiavano sulla strada statale 180 tra il comune di Sersale e il comune di Cropani. Erano a bordo di una Nissan Micra che, per causa in corso di accertamento, ha perso il controllo in piena curva. L'incidente stradale è avvenuto intorno all'1 di notte. I 2 ragazzi sarebbero deceduti a seguito dell'impatto contro i gabbioni di sostegno laterali della strada. A bordo vi era anche un terzo passeggero, una ragazza di 30 anni rimasta illesa. Scontro tra un'auto e uno scooter questa mattina alla Mezzia Terme all'incrocio vicino alle scuole superiori. Per causa in corso di accertamento da parte della Polizia di Stato, una Mattiz si è scontrata con uno scooter guidato da uno studente. Nell'impatto il giovane è rimasto ferito, non in modo grave, ed è stato soccorso dall'ambulanza. Stava facendo alcuni lavori in un'abitazione quando ha perso l'equilibrio ed è precipitato dal balcone. È successo a Catanzaro, nel quartiere Santa Maria. Gravemente ferito un uomo di 53 anni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure e hanno trasportato l'uomo in ospedale, dove è stato ricoverato in codice rosso. Nascondeva in un parapetto della terrazza di casa una pistola clandestina. Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri a Nicotera Marina con l'accusa di detenzione abusiva di armi e munizioni. Il ragazzo, che è incensurato, è stato portato su disposizione del Tribunale dei minorenni nel centro di prima accoglienza di Catanzaro. L'arma, perfettamente oliata e funzionante, era all'interno di una tracolla ed è stata trovata dai militari durante una perquisizione domiciliare. Un uomo di 42 anni, originario del Ghana, ha aggredito a Cosenza alcuni militari del 1° reggimento bersaglieri di stanza nella caserma Settino. L'aggressore è stato bloccato dai carabinieri. I militari, rimasti contusi nella colluttazione, sono stati accompagnati al pronto soccorso dell'ospedale dell'Annunziata per le cure del caso.
L'ex hotel Jolly si sta sgretolando piano piano sotto i colpi delle ruspe, ma continua a far discutere, a far litigare, a far polemica, e ancora una volta i protagonisti sono il presidente della regione Oliverio e il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto. Vediamo. Chissà se una volta abbattuto l'ex hotel Jolly farà ancora discutere e litigare. Non crediamo che qualcuno ne sentirà la mancanza, ma di certo fino ad adesso è stato motivo di tensioni e polemiche tra le parti politiche. Anche oggi, a 2 giorni dall'inizio dei lavori che porteranno all'abbattimento di 4 piani della struttura, non sono mancati botte e risposte mediatici tra il presidente Oliverio e il sindaco Occhiuto. Il governatore in una nota afferma di essere stato fautore prima e protagonista oggi dell'abbattimento dell'ecomostro e ricorda le somme erogate dalla regione per il raggiungimento dell'obiettivo: 3,5 milioni di euro per la riqualificazione delle aree, per come proposto dal Comune di Cosenza, altri 500.000 euro già liquidati per consentire l'acquisizione dell'immobile ex sede Ater e procedere con lo smantellamento. Il presidente Oliverio rivendica anche la paternità dell'idea insieme a Giacomo Mancini e poi stuzzica l'amministrazione comunale citando un proverbio in cosentino, ossia senza sordi non si cantano misse, e definendo le polemiche delle settimane scorse fuori luogo e strumentali. Mario Occhiuto si è limitato a fotografare il comunicato di Oliverio e postarlo su Facebook con una laconica frase, chiedendosi con sarcasmo: è vero o è una fake news? Intanto il Jolly viene giù giorno dopo giorno sotto i colpi delle ruspe, ma a quanto pare anche Oliverio e Occhiuto, con le loro bordate, avrebbero potuto abbatterlo. Polemica che sta proseguendo sui social con il sindaco Mario Occhiuto, che ha aggiunto altre cose al post, altri elementi contro Mario Oliverio, in particolare sulla questione dei finanziamenti che sarebbero stati dimezzati e poi anche sulla paternità dell'idea, che era secondo Occhiuto soltanto di Giacomo Mancini. Adesso andiamo a parlare invece dell'ex presidente del Consiglio e giudice della Corte Costituzionale Giuliano Amato, che ha partecipato ad un incontro in Parlamento delle imprese della Camera di Commercio di Cosenza. Il centralismo nella Repubblica delle Autonomie è stato questo il tema dell'incontro organizzato dalla Camera di Commercio di Cosenza, con la partecipazione in seduta straordinaria del Parlamento delle Imprese. Ospite d'eccezione Giuliano Amato, già Presidente del Consiglio e giudice della Corte Costituzionale. È un tema che coinvolge direttamente le Camere di Commercio, che in realtà sono uno degli organismi che dovrebbero esprimere e organizzare anche gli interessi di una parte fondamentale della nostra società, che è la parte delle imprese. Io con loro voglio discutere quanto sentono la responsabilità di essere un'autonomia e quanto si sentono parte di una macchina più grande nella quale le decisioni vengono prese altrove. Ecco, il mio tema è questo qua. A ciascun partecipante è stata data la possibilità di esporre il proprio argomento e di partecipare al dibattito conclusivo. Questa visita gratifica ancora di più il nostro lavoro svolto in questi anni, l'indirizzo che abbiamo voluto dare a questo ente. Questa governance fin dall'inizio ha messo in campo la nostra Open Camera, e uno degli strumenti di Open Camera è proprio il Parlamentino delle Imprese. Open Camera che cosa significava? Mettere al centro di tutto l'impresa. Rendere l'ente vivo, aperto e trasparente tramite direttamente le imprese. Quindi questa visita di oggi ci gratifica tutti, non solo la governance ma l'intero Consiglio e le intere aziende della provincia di Cosenza. Torniamo alla politica, andiamo a Vibo, parliamo del PD, c'è malessere nel partito e c'è stata una resa dei conti dopo le elezioni provinciali. Il malessere del PD vibonese parte da lontano ed è strettamente legato ad uno scollamento tra vertice e periferia. La resa dei conti, che è scaturita dalla vicenda elettorale che ha portato all'elezione del candidato del centrodestra alla presidenza della provincia con i voti del gruppo consigliare PD della città capoluogo, ha scoperchiato una pentola da troppo tempo in ebollizione. Dopo prese di posizione, dichiarazioni ed accuse, è il capogruppo Giovanni Russo che rompe il silenzio e spiega il senso di una presa di posizione che è atto d'accusa, ma anche di proposta, provando così a riannodare i fili di un discorso mai realmente avviato e respingendo l'accusa di tradimento. La nostra è una posizione abbastanza chiara,
Abbiamo voluto con questo voto lanciare ancora una volta un segnale forte in virtù del totale fatto che la Regione Calabria ha ignorato completamente la nostra città e soprattutto gli iscritti e gli amministratori della nostra città che si richiamano al Partito Democratico. Chi ci accusa non fa un minimo di autocritica rispetto all'assenza quasi totale del governo regionale sul nostro territorio soprattutto. A questo punto il capogruppo del PD in Consiglio Comunale a Vibo Valentia prova a riacquisire il suo ruolo e lancia un vero e proprio appello alle forze di opposizione per contrapporsi all'attuale amministrazione guidata dal sindaco Elio Costa. Fino ad oggi le forze di opposizione non hanno avuto la capacità di coordinarsi tra di loro. Stiamo andando in ordine sparso a fare opposizione a questa amministrazione che è deludente sotto tanti profili. Manca un coordinamento tra le forze di opposizione al Comune di Vibo e pertanto ribadisco l'invito ad incontrarci, a valutare insieme anche la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Costa o qualsiasi altra iniziativa che insieme si ritiene opportuna portare avanti. Adesso la sanità con la visita del consigliere Pedà al nosocomio di Scilla, vediamo. Sanità nota dolente della politica calabrese, ma anche stimolo a rapportarsi per sollecitare ad esempio il potenziamento di alcune strutture sanitarie. È il caso della visita del consigliere regionale Giuseppe Pedà, membro della Commissione regionale sanità, all'ex ospedale di Scilla. L'esponente di Forza Italia si è rapportato con il direttore Antonio Randazzo e con altri sanitari presenti nella struttura. Al centro della discussione il rilancio del presidio sanitario scillese e l'attivazione della Casa della Salute. Devo dire che qui con grande spirito di sacrificio, anche qui i sanitari e i paramedici continuano a operare, per esempio con il reparto di dialisi che funziona a tempo pieno e tampona quello che è l'emergenza sanitaria nella dialisi nella nostra provincia. Voi sapete che tanti si devono recare a Reggio, stiamo cercando di intervenire a fronte di strutture che non sono partite, di burocrazia che è stata ferma, di tagli che ci sono stati perché ci sono 1500 posti che non sono stati in pianta organica così occupati da quando la sanità è commissariata, e c'è gente che fa 3-4 volte il proprio turno, fa 3-4 volte il proprio lavoro con grande spirito di abnegazione e grande professionalità. Su loro dobbiamo puntare, su questi medici che ci sono già, e fare sempre di più assunzione e coprire sempre più posti letto, quelli già decretati. Io mi domando ma perché non vengono coperti i posti già decretati da Scura, perché non vengono bandite le assunzioni decretate da Scura, se la pigliano sempre con il commissariamento della sanità, ma anche quello che il commissariamento della sanità ha prodotto, quel poco che ha prodotto, non sono riusciti ad attuarlo. Adesso lo sport, il calcio, in casa Cosenza, riunione operativa fra il presidente Guarascio, il direttore Trincheri e il tecnico Braglia, e sono affrontate le problematiche, la situazione di classifica, i risultati che non arrivano nonostante un gioco brillante, e si è cercato di trovare una soluzione che dovrà trovarsi al più presto a partire dalla gara del 26 novembre, lunedì sera alle 21 allo Scida contro il Crotone. Un derby importante per entrambe le squadre. Rinnovata la fiducia al tecnico e allo staff dopo l'incontro tra il presidente del Cosenza Eugenio Guarascio, Braglia, e il direttore sportivo Stefano Trinchera. Nessuno scossone dunque, la piazza è accontentata nonostante la sconfitta di Lecce, la prima in cadetteria per il Cosenza fra le mura amiche, la seconda consecutiva dopo Palermo. Nulla è perduto, il cammino dei lupi si complica, ma c'è tutto il tempo per rimettersi in carreggiata e puntare all'obiettivo stagionale, che è quello di preservare la categoria conquistata lo scorso 16 giugno a Pescara. Un summit che si è svolto alla Mezzia Terme, in cui si sono analizzate tutte le problematiche riguardanti l'attuale situazione della compagine rossoblù, fra infortuni e squalifiche. La sosta calza a pennello perché c'è il tempo per recuperare energie fisiche e mentali e rimettere in forma gli acciaccati, anche perché l'impegno alle porte non è fra i più semplici. Il derby con il Crotone dovrà servire a smuovere la classifica
Entrambe le compagini non vivono un ottimo momento. La squadra di Oddo, arrivato solo poche settimane fa, cerca disperatamente un'inversione di tendenza che fino alla gara di Perugia purtroppo non c'è stata, e lo stesso vale per i silani, che non meritano l'attuale posizione di classifica. Hanno raccolto poco rispetto a quanto mostrato in campo, errori, ingenuità che non sono un alibi. Bisogna correggere il tiro e mostrare carattere e volontà e ricambiare l'affetto del pubblico, che sta rispondendo con calore e passione, sostenendo i calciatori che vanno in campo settimana dopo settimana. Il test dello Scida dunque risulterà probante per entrambe le compagini, che dovranno una volta per tutte dimostrare la vera forza del gruppo. Godiamoci gli ultimi giorni di temperature miti, perché è in arrivo invece un calo netto, ma dopo il fine settimana. Vediamo cosa dicono gli esperti meteo in Calabria. Ancora tempo stabile sulla nostra regione, tuttavia non mancherà qualche nuvola in più rispetto ai giorni scorsi. In prospettiva, nel fine settimana, si intravede invece un cambio di circolazione piuttosto radicale sull'Europa, con l'arrivo di correnti fredde dall'est, accompagnato da un sostanziale calo delle temperature. Ma passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani cielo sereno poco nuvoloso con nuvole in aumento su Regina e Catanzarese nel corso della giornata, temperatura stazionaria. Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani venti assenti o deboli dei quadranti settentrionali sul Tirreno, con mare calmo o quasi calmo. Ventilazione moderata settentrionale sullo Ionio, con mare generalmente poco mosso. Localmente mosso il settore crotonese centro-meridionale. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci e ancora buona serata. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.